Qual è secondo lui il modo di essere attore in questo momento? Come si può essere appunto impegnati artisticamente e politicamente senza essere ideologici, perché è un grave problema che si è sempre creato nel nostro cinema, insomma, che secondo me è il tuo modo di essere attore. Buonasera innanzitutto. Diciamo che oggi è molto difficile già essere attore, quindi cioè, già uno che vuole fare l'attore incontra tante difficoltà, quindi la prima battaglia è riuscire a fare questo mestiere. E poi una volta che riesci a fare questo mestiere, sul come, no? Bisogna... cioè purtroppo in questo momento storico uno non ha tanto la libertà di essere quello che vuole. Ciascun lavoro, cioè qualsiasi lavoro uno fa, purtroppo. E quando capita la fortuna magari di riuscire a trovare il lavoro che poi corrisponde alla propria vocazione e riuscire a farlo serenamente, la cosa più importante appunto è non, appunto come dicevi te, cercare di non dimenticarsi della persona che si è sul posto di lavoro, quindi di far corrispondere la propria etica per quanto possibile a un'etica anche nel mondo, anche nel lavoro che si fa. Quindi quando si ha la possibilità di scegliere magari un film piuttosto che un altro, se si ha la possibilità di lavorare all'interno di un film per la per condividere quello che si vuole raccontare nel film e quindi cercare di veicolarlo secondo la propria esperienza, la propria interpretazione. Per quanto riguarda i tagli del FUS è un momento chiaramente drammatico, ma non solo per noi dello spettacolo, nel senso che dappertutto stanno tagliando fondi di qualsiasi cosa, cioè lo Stato non è più presente e quindi insomma questo a mio parere fa il gioco soltanto dei produttori più forti e più agguerriti e meno interessati alla qualità ma più alla quantità. E quindi quando ci sono un'assenza di partecipazione, una deregolamentazione come quella che c'è, si rischia che poi si facciano pochissimi film e quelli che si fanno che siano film solo di intrattenimento, perdendo completamente la vocazione che è il cinema di essere anche qualcos'altro. Spero che insomma le cose cambino. A mio parere non è solo con i soldi che cambiano. A mio parere non penso che sia solo il FUS il problema, cioè non è che quando c'erano i soldi sarebbe interessante capire come vengono gestiti i soldi, da chi, rendere le cose trasparenti, chi è che prende il FUS e soprattutto contribuire non solo a far produrre i film, perché i film si fanno anche ormai col digitale a bassissimo costo, quello che manca in Italia fortemente è la distribuzione. Cioè si investe magari nel Parmigiano Reggiano, nella Ferrari, ma non nel cinema, e non si tutela il cinema italiano a livello internazionale. Non c'è proprio un... cioè forse sì, ma non so, non voglio fare nomi per carità, ma insomma non esiste. Quando si va in campo internazionale ci si sente completamente abbandonati da tutti. E i film in Italia non vengono sostenuti, quindi magari nelle sale cinematografiche è pieno di film americani, e magari un film italiano che viene fatto prima, adesso non si sa, anche con i soldi dei contribuenti italiani, agli stessi contribuenti non è dato vederlo perché magari non abitano a Roma o a Milano, ma appunto in un posto dove il film non uscirà mai. Ho fatto diversi film purtroppo che non sono usciti o sono usciti in 8 sale in tutta Italia. Magari ecco, il Codice Da Vinci esce in 900, questo per fare un paragone anche numerico. Quindi penso che ci vorrebbe non solo un'assistenza economica ma anche, come dire, reale, perché non è che si risolvono solo con i soldi i problemi. Per cambiare la situazione ci vogliono anche le idee, ci vuole la passione, ci vuole anche la bravura. E per